Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, oggi vedremo un po' i tempi che verranno, ma perché già prima del coronavirus il vostro Marietto Veneziano vi aveva accennato qualcosa, adesso praticamente è finita la prima parte del coronavirus e abbiamo un periodo di tranquillità per via del turismo. Ma vediamo in questa micropillola cosa potrebbe avvenire. Bene, prima di tutto però vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete alle 20:30 il Degare Marietto Veneziano coadiuvati da Midas in Telegram nel gruppo di Magici Arcieri Bertoldini tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, detto questo partiamo subito con la nostra pillola, però chiaramente i link per poterci raggiungere sono sotto in descrizione e se lasciate un buon commento e anche un super like il vostro Marietto è contento. Bene, parliamo un po' di quello che sta avvenendo in questo periodo. Voi vedete siamo verso l'inizio di luglio, sta praticamente succedendo che il Covid magicamente è sparito per il semplice fatto che sia alcuni politici si sono un pochettino stancati di questo circo equestre e danno segni di non squilibrio ma di in un certo senso nervosismo nelle aule del Parlamento, tipo il nostro Vittorio o anche un altro Gaia nel nord Italia. Incominciano a dire un po' come stanno le cose. Però purtroppo il sistema non ha, come si suol dire, troppe pietà di questi personaggi e incomincia già a spiegare che settembre-ottobre sarà un ritorno del Covid così a comando, perché chiaramente il virus dà delle possibilità immense alle ditte farmaceutiche con antivirus, vaccinazioni e roba del genere e quindi chiaramente tutto il circo si sta già mobilitando per spiegare che ci sono altre persone che si potrebbero ammalare. Chiaramente questo qui è un attacco, come vi ho già spiegato, a tutto il sistema mondiale, ma soprattutto ai sistemi delle strutture italiane che in questo periodo cercano di far bel viso a cattivo gioco, cercando di in un certo senso seguire l'onda, ma che chiaramente non tutti sono d'accordo, anche perché gli interessi non collimano con tutti. Quindi cosa si prevede per settembre-ottobre? Per settembre-ottobre chiaramente si prevede una situazione tragica in cui milioni di persone ancora una volta saranno indottrinate a pensare che c'è questo corona. Chiaramente ci saranno purtroppo delle vittime fatte e causate proprio da agenti, secondo me, di servizi segreti che in un certo senso, scusate, intaseranno con i loro prodotti chimici alcune zone dell'area urbana per fare in modo che poi si sviluppi questa pandemia e si ritornerà in questo grande circo in cui ci saranno una schiera di medici e specializzati scienziati che diranno apertamente che la cosa non esiste ma è stata creata a livello militare e un grandissimo folto di prezzolati che diranno che invece la situazione è naturale, che questo coronavirus è sempre esistito e che è una cosa allarmante. Purtroppo ci sono molte vittime di persone che non sono morte di coronavirus, ma solamente perché non sono potute state operate dal fatto che le stanze erano occupate o presiediate, anche se vuote, per possibili persone contagiate da questo virus che a detta di alcuni politici non è mai esistito. Chiaramente in questo periodo che c'è stato questo blocco del lockdown, praticamente, come vi ho già spiegato, ci sono alcune categorie che hanno incominciato a lavorare alacremente, quindi i avvocati divorzisti e anche altre categorie che sono andate di pari passo. Comunque purtroppo il vostro marietto vi consiglia di in un certo senso alabardarvi per un settembre-ottobre caldo per il semplice fatto che ormai la roadmap l'hanno già schiacciata giù, l'hanno già disegnata e quindi vedremo un ottobre molto caldo con giornali, testate giornali che incominceranno a strillare che è tornato il coronavirus, che il coronavirus è immortale, che è invincibile, insomma tutto questo. E ci saranno chiaramente alcuni politici parlamentari, come si suol dire,
aiutati dagli scienziati coscienziosi e in ordine, che diranno che questa cosa qui è solamente una questione militare e politica e industriale, nel senso che è stata creata dopo. Noi stiamo alla finestra a guardare, prendiamo i nostri circuiti vibrazionali nel sito alcapitano.altavista.org, seguiamo il Degane Marietto Veneziano e scarichiamo anche i circuiti nei gruppi Facebook, dove ci sono i circuiti proprio per aiutare il sistema immunitario oltre al coronavirus, anche per altre patologie che non sono sparite, ma che da quando è apparso questo virus miracoloso in senso negativo, tutte le altre patologie sono sparite e di conseguenza la situazione sembra che i tantam mediatici vedono solo questo virus che in effetti è allo stesso livello di un'influenza stagionale che c'è sempre stata. Bene cari amici, detto questo, quindi armiamoci bene per quello che sta arrivando a settembre e ottobre e abbiamo pazienza. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!